Due imprenditori del settore petrolifero di Reggio Calabria, i fratelli Giovanni e Domenico Camastra, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di contrabbando di gasolio agevolato, truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale. L'indagine che ha portato ai due fermi è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Reggio. Ai due imprenditori sono stati anche sequestrati beni per un valore di 350 milioni di euro. Nei reati contestati si sarebbero inseriti anche esponenti dell''ndrangheta. 10 persone sono state arrestate con l'accusa di usura alla Lamezia Terme nell'ambito di un'operazione condotta nella notte dalla Guardia di Finanza. In manette sono finite sia persone con precedenti penali che incensurate, 6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto presentato dal familiare di un commerciante lametino che si era allontanato dalla Calabria improvvisamente per il timore di ritorsioni da parte delle persone nei cui confronti aveva contratto cospicui debiti. Doppio incidente mortale ieri sera sulle strade calabresi. Il primo è avvenuto sulla statale 106 nei pressi di Isola Caporizzuto, dove un giovane rumeno è stato investito da un'auto mentre camminava a piedi sul ciglio della strada con delle buste piene di spesa. Il secondo è avvenuto a Spilinga, nel Vibonese. Un altro rumeno è morto dopo l'impatto della Passat, su cui viaggiava insieme ad altri 4 connazionali, forse in stato di ebbrezza, contro un ostacolo. Maxi sequestro di reperti archeologici effettuato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza. L'operazione, denominata Sansozonte, ha portato alla denuncia per ricettazione di 77 persone e al recupero di oltre 4.000 monete in argento e bronzo, 1.000 reperti tra vasi di ceramica, fibule, anelli e monili, 35 reperti di natura paleontologica ed 8 metal detector. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l'intero traffico che andava avanti da oltre 3 anni. Un imprenditore, CC, 75 anni, è stato arrestato dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui rifiuti tossici interrati nell'alveo del fiume Oliva al confine tra i comuni di Amantea, Serra d'Aiello e Aiello Calabro nel Basso Tirreno Cosentino. L'uomo è responsabile di un'azienda di produzione di materiale per l'edilizia e è ritenuto al centro dello smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi nella zona del fiume. È scattata stamani all'alba a Germaneto, Catanzaro, una vasta operazione di polizia denominata Alto Impatto, disposta dal questore Vincenzo Roca. Nel mirino degli inquirenti la criminalità rom, che ha il suo quartier generale nella contrada catanzarese. Numerose le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di pregiudicati residenti nella zona e i posti di controllo lungo le strade principali che conducono al quartiere. L'operazione ha previsto anche il sequestro preventivo di automezzi.